La radio aveva un azionariato popolare, non c'è più, la radio aveva le tesserine, non ci sono più, la radio era degli ascoltatori in 10.000 di qua, in 10.000 di là, 50 e passa Pullman, si andava a Firenze come un esercito. Sono vivo, guarda, giurata di Vicenza, senza la tua voce e la tua compagnia le mie notti lavorative saranno molto... Ivo, vabbè dai, perdere un amico da sempre male, ma sicuramente so quanto male ci stai tu. Un sincero abbraccio a Mario Vigilante. Mario, mi mancherete sicuramente, mi mancherete. State tranquilli che mi mancherete. 700 in linea, pronto? Pronto. Ciao Ernesto. Allora, Vecchio amico della radio e vecchio amico radiofonicamente parlando personale. allora, la storia dei Pullman e la storia delle crisi. Le tue proposte sono state presentate alla CDA. Sì, E la CDA li ha messi in evidenza. assolutamente no. Allora tu sei libero, è giusto il tuo pensiero, il momento che ti metti in cui... Sembrava che si fossero aperte delle porte. Do atto alla Lili e Giorgio di averci fatto balenare la prospettiva che ci fosse un colloquio. Si accettavano certe persone, certe altre no, certe altre sì, certe altre forse. Io credo che la radio sia prima di tutto di chi contribuisce con le piccole, le grandi cifre, sono gli ascoltatori proprietari della radio. Fermo restando che io riconosco legalmente il CDA, riconosco legalmente la proprietà di chi si arroga il dovere e l'onere di dire sono io qui il titolare e chi risponde. Comunque io chiederò, scusami un attimo, sulle tue proposte che hai messo in sintesi e non hai avuto risposta. Però loro, a noi ascoltatori, non ci hanno detto qual è la posizione di programma suggerito sia anche puntualmente, a parte tu, anche da altre persone. Comunque io ti lascio serenamente libero, sincero, perché ci conosciamo praticamente. Però vorrei un chiarimento dal Presidente e poi tu vai pur tranquillo. Spero che ci sia un momento di quiescenza anticipata intanto e poi vediamo. Grazie Ernesto. Un caro saluto, ciao. Ciao, mi dispiace, sei una delle voci più importanti della radio. Ho chiamato 2 o 3 volte, in 5 anni o 6 anni, ho trovato sempre l'attenzione. Poi mi facevi compagnia il sabato sera quando tornavo da impegni di teatro. Giovanni, ti abbraccio, ti do una stretta di mano, non ho parole, mi dispiace dal profondo del mio cuore, sto piangendo, grazie, un mondo di bene. Quando tornavo a casa, dunque, mi dispiace, ti ascolto da poco più di un anno e ti ho scritto sì e no un paio di messaggi. Mi dispiace perdere l'appuntamento del sabato notte, soprattutto dopo qui. Hai visto che non sono stato cattivo profeta, l'importante è che se pensi a te e che stai sereno, come parlavamo in privata sede, ti auguro quindi il meglio. Ciao Davide, sono un'ascoltatrice solitaria, senza la tua voce mi sentirò ancora più sola, ma capisco le tue ragioni, sperando in un futuro di sentirti ancora ti mando demo a fare il panze meglio. Mi mancherai. Ciao Franco, Anna, ciao Adriana che mi dice di dirlo in diretta, ti fa onore. Adriana, ti ripeto, non ho mai avuto pressioni da parte della radio. Permettetemi di avere delle mie idee, permettetemi di esprimere il mio disagio quando sento il tenore, ma non voglio assurgere al censore di nessuno. Se la radio va bene così, va bene così. Chi l'amministra se ne è assunto la responsabilità e non posso che dire pedalate, cosa volete che vi dica? Esprimere il mio disagio penso sia un atto di democrazia, un atto di sincerità anche nei vostri confronti. Non vorrei mai dove è andato, cosa ha fatto, chi l'ha detto. Io non ho mai avuto censure, è un mio disagio che esprimo in diretta. Lucy, ciao, mi dispiace, spero tantissimo tu ci ripensi. Aspettavo il sabato turno notturno, mi mancherai tantissimo Lucy, morto un papà infanato, non sta preoccuparti. 700 838 stanno impazzendo. Pronto? Va bene, pronto? Ciao Franco, Carlo. Ciao Carlo. E ora te si manda una letterina a te stavolta?
No, no, ho scritto alla Lilli, no, la letterina a me me la sono mandata ancora a luglio. Appunto, questo volevo dire. Ho fatto il mio piccolo esame di coscienza, sono passato davanti a uno specchio e mi sono fatto delle domande alle quali mi son dato risposta nel giro di questi 3 mesi. Ecco, volevo dirti questo, ma te mi avevi messo perché prima che te avessi l'annuncio, ero io farti una telefonata in merito a una letterina che ognuno di noi doveva mandarsi a se stessi. E te mi hai messo in culo proprio adesso, perché te No, no, sono molto sereno. Credo che si capisca dal mio dire che io alla radio, per la radio stravedo e voglio un bene da matti alla radio. È inutile stare qua a nascondersi, la realtà è qui che te si io sentimentalmente così esibire. Io mi trovo a disagio in mezzo a tanti dottori, a tanti filosofi, a tanti omeopati, osteopati, psicologi. Quando che si è a tavola a mangiare. Ho fatto la seconda media, ho fatto 56 anni il fornaro, cosa ho avuto che venga a dirmi qua, parla chi che capi intelligenza di me. Se sei sentato a mangiare, se sei sentato e siamo essere tutti sentati alla stessa carrega, alla stessa altezza del tavolo, no? Uno sentato a sotto e uno sentato da sola. Ti che sentito in dislivello, no? Sì, mi sono sentito in distonia. Distonia, va bene, insomma dai, diremo come che te vuoi. Carlo, credo che non sia un peccato sentirsi in disaccordo con qualcuno. La democrazia è il sale della vita, credo che sia il minimo che si possa accettare le idee contrarie o dissidenti di uno. Non credo che mi ammazzino qui dentro. Il mio punto di vista è che guai che non che sia il disaccordo, è quando che non che sia più la volontà di mettersi in discussione. Bravo, io ho tentato disperatamente di mettere allo stesso tavolo e mi sembrava che parte del CDA mi avesse accolto questa richiesta e invece... È chiaro questo passo, no? Anzi, saluto tutti i telefonisti di prima, tutti, e ringrazio perché ha telefonato a ognuno che ti ha fatto a te prima e adesso qui che venirà anche. Il problema è che, capisco, è il problema della nostra cultura, essere buoni dire porca boia, ho messo il piede, sono schito, sono una merda. Vuoi che ti dica, Carlo, in ultima analisi cosa penso io, papale, dentro il mio intimo, dentro il mio midollo spinale, che la colpa è di chi telefona in privato e sottoscritto. La mia decisione è stata maturata negli ultimi 2 mesi proprio per questo, perché c'è gente che telefona e ha telefonato in diretta anche stasera in disaccordo completo con la radio e poi in diretta fanno i complimenti. Questa è una prostituzione radiofonica che io non sopporto, la fanno anche con me, ma io non ci casco dentro questa trappola. Preferisco che uno mi insulti, che uno mi contesti, ma che mi dica delle cose contro la radio in privato e poi in diretta solo perché la mandano in diretta, la fanno telefonare, gli danno il chicca, cacca, cocca, coccolina e cicciollina e... Sta attento, te sei, ho avuto una vita, la vita mia ho cominciato 35 anni fa, quando ero stato 34 con la radio e dopo ho smesso per via dei impegni del lavoro, delle possibilità, non avevo più la radio e non avevo più contatti diretti, io avevo indiretti. Sì, ho mangiato paste 20 anni fa, mangiavo paste di pindia, se non mi ricordo neanche quanto. Ho fatto andare a lavatrice con i prodotti venduti dentro i radio, dei gas, non so se si chiamava gas o osso. Gruppo di acquisto solidale, certo. Qui da 30 anni fa e giù di là non avevo proprio un distacco, però arrivare a un punto così... È proprio vero, gli italiani sono tanto bravi a commuoversi ma ben poco a muoversi, mi dice Richelieu. Spero che gli ascoltatori della radio non siano tutti così, ma che anche per merito tuo inizino a muoversi per salvare questa radio. Il mio è un atto d'amore, è un atto di costruzione, non un atto di distruzione. Spero che si capisca. Dipende tutto da chi che ha adesso l'interruttore della radio in mano, perché se te perdi quell'interruttore, se te butti sopra il coso del lavandino che ti tiri l'acqua del suocero.
I Menoni mi diceva che qua panza piena e il portafoglio contento, siamo tutti filosofi, Ismaela. Bravo, bravo. Là è il punto. Là è il punto. E quando che si tratta di remare o di pedalare contro vento o contro corrente, viene in difficoltà e non abbiamo mai accettato di essere messi in difficoltà sulle nostre robe. Abbiamo sempre dato la colpa agli altri. Grazie Carlo. Ciao. Ciao, buon lavoro. Non ascolterò più questa radio, fai male, fai malissimo, perché aspettavo il sabato sempre più bella trasmissione, sono solo triste, i giovani fanno schifo, la saluto. No. Chiedo scusa al 695, non sono d'accordo, i giovani non fanno schifo, hanno solo bisogno di essere considerati per quello che sono, giovani, pazzi tanto quanto basta, ma più ardimentosi e più rivoltosi sono e meglio è, basta guidarli, ma se li guidiamo giù per il fosso, vanno giù per il fosso 695 finale. Ti ringrazio per la stima che mi esprimi, ma per quanto riguarda la radio seguila, seguitela, partecipate di più, telefonate di più, muovete le chiappe come dice Richelieu, non per me, io ho fatto il mio corso, lascio spazio, qui ci saranno spazio per chi vorrà occuparlo il sabato notte, credimi Marco di Monselice, non si buttano il sasso, si tira indietro la mano, l'ho fatto in diretta, me ne assumo tutta la responsabilità. Mi dice il 420 finale hai fatto bene, però io sono dispiaciuto, auguri Maria Pia, dispiace anche a me, però va bene così, dai. I Carbonari in questi mesi hanno subito di tutto e di più, anche degli ascoltatori che telefonano in tutte le trasmissioni, ma penso che questa tua decisione alla fine dimostrerà molto. Adriana, non ho la presunzione alcuna di dimostrare niente a nessuno, se non a me stesso di essere, siccome sono stato accusato di mettere la sedia, il culo su due sedie, il piede su due scarpe, ne ho subite di tutto e di più e non voglio assolutamente più partecipare. Non ho Twitter, non ho Google, non ho Facebook, non ho neanche il telefonino. Chi ha voluto cercarmi mi ha telefonato a casa, mi ha sempre trovato disponibile, aperto, ma sentire una prostituzione telefonica, ripeto ancora una volta, che mi fanno i complimenti da una parte, denigrano la radio in privato e la esaltano in pubblico, non mi va più, c'è un clima avvelenato, c'è chi legge, chi non legge, chi censura i messaggi, chi si prende giù i numeri di telefono, e questo è giusto dirlo, ma perché Radio Gamma è unica, state vicino alla radio, partecipate di più, venite qua, fatevi vivi, mancano trasmissioni, mancano conduttori, trasmissioni di donne, al di là della volontà che c'è da parte delle nostre donne, c'è un gruppo di donne, ma trasmissioni di donne per le donne non ce n'è più, non sento giovani che, a parte il comparto musicale, ma si parla dei problemi dei giovani, si viene ad esaltare i giovani dodicenni, tredicenni che vanno a fare le manifestazioni in piazza, e non si invita qui il mondo della scuola, non si invita qui il mondo delle famiglie, un confronto fra famiglie e scuola, un confronto fra sindacati e lavoratori, un mondo, insomma ci sono tante cose che avevo messo in cantiere, non perché bravo, ma perché non ho più un'ostia da fare, mi sarei dedicato, e le mie proposte, Ernesto, le ho fatte, ma non sono state accolte, sono stato boicottato. E allora quando si perde la guerra è giusto mollare gli ormeggi, fare di necessità virtù e mettersi all'ascolto, perché io l'ascolterò alla radio, tranquilli. Permettimi un grazie a te Franco per aver dato agli ascoltatori l'onesta sincerità, di aver dato anche a me l'opportunità di essere sincero con gli altri. Salute a te da Max, 964 finale. Max, era un rospo che mi trascinavo da sentirmi chiamare Ciccio Bello a 67 anni, credimi, non è bello, soprattutto da una persona più giovane di te, ti chiama Ciccio Bello. È un atto di onestà verso noi stessi, siamo tutti bravi a mandare messaggini, siamo tutti bravi a dire bravo qua, bravo là, ma in privato. In pubblico niente da fare. Pubblico, e questo succede in tutte le circostanze, succede per quanto si vota, per quanto si opera nel mondo del lavoro, per quanto si opera in famiglia. Onestà chiama responsabilità ad ognuno di noi. 700 per i vostri messaggi possono tranquillamente arrivare al 334 710 2672. Pronto? Pronto?
Sì? Sì, ciao Franco, Alessio da Mogliano. Ciao Alessio. Ciao. Niente, volevo solo dirti grazie Di cosa? di tutto quello che hai fatto tu nel tuo tempo mentre eri in radio. Un grazie, grazie, grazie di cuore. Grazie a te, stai lavorando? No, ho finito da un'oretta, io faccio il pizzaiolo a Mogliano. Siamo quasi colleghi allora. Esatto, ci siamo già sentiti. E io non volevo fare demagogia, volevo solo dirti grazie di cuore. Accetto la tua scelta e vai avanti così. Grazie mille. Grazie. Ciao, ciao. Cosa dirò alla mia lei che ti ascolta in streaming tutti i sabati da Cuba? Ripensaci al cubano. Dille cubano che le ho dedicato alle 2:38, anzi aspetta, piglio un altro paio di telefonate, programmo il Chan Chan e dille che le ho dedicato questo Chan Chan Eliades Ochoa e il Quartetto Patria, una delle più belle canzoni di ritmo cubano. 700 in linea, pronto? Sì, pronto, ciao Franco. Ciao Lilli. Ciao, ti ho sentito, sì, anche perché quando sono tornata a casa ho acceso la radio, così, perché anch'io sono tra le persone, diciamo, che al sabato ti ascoltano, anche se non intervengo ovviamente, perché è giusto che... E so che mi apprezzi, Lilli. Comunque mi ha fatto molto male quello che hai detto, perché io ero lì stasera, bastava solo che mi chiamassi. Troverai una lettera qui domani mattina scritta per te, Lilli. Ma non è la stessa cosa, Franco. Io ero molto in imbarazzo, Lilli, confesso il mio imbarazzo, ti chiedo scusa, ma non ero nelle condizioni di parlarti prima della trasmissione. Tu sai che sono malato, parecchio malato, sai anche che cos'ho. Ho sempre avuto molto rispetto per te, Franco, e questo tu lo puoi dire. Certo, e Però, anche abbiamo avuto sempre... ti dirò una cosa, Lilli, per la verità. La tua apertura e quella di Giorgio mi avevano fatto pensare che il ponte era gettato. Mi è stato detto che certe persone sì, certe persone no. Per onestà morale o si accetta il confronto leale o non si accetta. E la mia è una decisione mia personale. Reclamo di stare vicini alla radio, di aiutarla ancora di più che non fosse stato prima. Ascoltami Franco, comunque io ho spesso molto contatto con gli ascoltatori. Le persone che tu hai proposto, quella sera lì con Giorgio, dopo abbiamo valutato un attimino la cosa, ne abbiamo parlato anche in consiglio di amministrazione, sono persone, sono tuoi ascoltatori e basta. Cioè io non è che voglio discriminare le persone che ascoltano te, perché ci sono persone Di fatto lo avete fatto però. Sì. Sono persone che hanno contribuito anche economicamente alla radio, che sono parte critica della radio, ma che lavorano per la radio, Lilli, lavorano per la radio, non contro la radio. Ecco, sono persone che comunque in altre condizioni, quando noi ci troviamo con tutti gli ascoltatori, vale a dire i pranzi, tu hai detto che adesso i pranzi sono molto molto meno numerosi. Ma tu ti rendi conto del periodo di crisi che c'è in giro? Certo che me ne rendo conto, Lilli, ma la credibilità di una radio... I ristoranti non ci fanno i regali di Natale perché noi portiamo la gente, capito? I prezzi sono quelli e noi abbiamo dei problemi veramente per tirare in modo che la gente possa venire. Queste persone, in ogni caso, che contribuiscono tanto, non sono mai venute ai pranzi per conoscere noi eventualmente del CDA, che ci siamo sempre e sempre stati disponibili ad ascoltare tutti. Cioè mi ha fatto molto male quello che hai detto, e soprattutto per un motivo, perché io ero lì stasera. Lilli, ti ho espresso il mio disagio. Scusami Franco, ti ho fatto un cenno con la mano per salutarti, E io ti ho salutata. Per disturbare. Bastava solo che mi dicessi tanto stavi facendo musica, perché ho fatto in tempo a venire a casa, a cambiarmi, a sistemarmi per mettermi a letto e c'era ancora musica. Voglio dire, una parola me la potevi anche dire. E devo saperlo in diretta, giustamente nei confronti dei tuoi ascoltatori e degli ascoltatori della radio, però forse un pochino di anticipo avrei dovuto saperlo anch'io. Cosa dici? Lì ho fatto le mie proposte, mi sono sentito
distrutto da quanto ho sentito da Stefano in seguito alla telefonata che ha avuto col Presidente, mi sono sentito distrutto. Se ti ricordi bene, quella sera che ci siamo trovati con Giorgio, tu mi hai messo sulla tavola le chiavi della radio. E tu me l'hai... Le abbiamo rifiutate. Ti do atto. Non era messa in discussione. Ho anche detto, Lilli, fuori dai denti, che tu e Giorgio mi siete sembrati molto più aperti di quello che è stato il Presidente. Io non contesto il CDA, vi siete presi una bella gatta da pelare, vi do merito e onore per quello che state facendo. Non sto contestando. Il mio era un contributo fattivo con contributo degli ascoltatori, certo che li ho scelti io, ma sulla base della loro esperienza, del loro amore per la radio. Nessuno vuol distruggere, io non certamente, la radio, Lilli. Francesco Di Venezia non voleva distruggere la radio, ti posso garantire che no. Mario Di Asolo non voleva distruggere la radio, certo no. Vladimiro non voleva distruggere la radio, certo no. Comunque loro non fanno testo per tutti gli ascoltatori. Certo che non fanno testo, ma se io propongo una trattativa, propongo un incontro, mi si dice questo sì, questo no, questo sì, questo no. Permettimi, Lilli. Vale anche per te, perché io potevo dirti questo no, però invece portiamo questo, ho capito. Ma non è stato così, Franco. Cioè, per quanto riguarda la tua trasmissione e quello che tu stai facendo, e la radio penso te ne sia molto molto grata, non c'era niente da discutere. Io l'ho detto, non ho mai avuto pressioni di sorta da parte della radio, l'ho detto, sono io che mi sento a disagio in una radio in cui non mi sento più a mio agio, Lilli, scusami. Beh, io spero che questo, e lo dico anche, cioè io parlo per me, come responsabile del palinsesto, spero che per te questo sia un periodo di riflessione, che dopo ci pensi. Lilli, è da luglio che ci penso, la mia decisione non dipende da me, dipenderà da come si evolveranno gli eventi. Benissimo, allora staremo a vedere. Io solo ti invito a precisare che per quanto riguarda te non c'è stato nessun problema col CDA, perché anzi, ripeto, tu mi hai messo sul tavolo. Confermo, Lilli, confermo, non ho problemi a dirlo, confermo che non avete mai fatto pressione su di me, sono io che mi sento a disagio in una casa che non sento più mia, tutto là, Lilli. Lasciami il diritto di dirlo a chiare lettere, se no sarei falso con me stesso. Certo. E sarei falso nei confronti degli ascoltatori. Credi che io goda quando siete costretti a non leggere i messaggi, quando siete costretti a buttare giù i telefoni, quando siete costretti a fare trasmissioni monche perché c'è un disagio? Se il corpo ha la febbre, Lilli, mettiamoci intorno al tavolo, chiamiamo un dottore e cerchiamo di farla sparire sta febbre. Chi è il dottore? Prego? Chi è il dottore? Non c'è un dottore preciso, ci sono due contendenti, ci mettiamo a un tavolo e ragioniamoci su. Cosa vuoi che ti dica? Io ci ho provato. Se si parla di due contendenti è un altro discorso, però io quello che voglio dirti e quello che ti voglio far capire, Franco, che sai benissimo che hai tutta la mia stima, mi chiedo perché stasera non mi ha... Tu mi dici che avevi disagio, avevi imbarazzo. Lilli, io non ho nessun imbarazzo ad ascoltarti. tu sai che ho il Parkinson, Lilli, scusami, Lilli, lo dico per la prima volta, tu sai che ho il Parkinson, sono malato di Parkinson. Franco, ti sto dicendo, hai tutta E quando mi metto i neuroni in discussione, io ero in fibrillazione quando ti ho visto, ero in fibrillazione. Non ho voluto pugnalarti, tant'è che la lettera la troverai sulla console domani mattina con le chiavi della radio vecchie e nuove. Franco, posso dirti che non sono contenta di questo? Hai tutto il diritto di esprimere la tua non approvazione, me ne rendo conto di aver tirato un tiro mancino, però credimi... Non è giusto, perché se fossi stata a casa che mi avessi chiamato, eccetera, ma ero lì davanti a te, caspita, ci siamo sempre parlati di musica, di tante cose. Che imbarazzo puoi avere tu nei miei confronti? No, non nei tuoi confronti, nei confronti della mia malattia, Lilli. Quando comincio ad eccitarmi, comincio a tremare la mano come Papa Voitila, devo venire qui con calma, con serenità, con accoglimento, e non sentendo più Radio Gamma come casa mia, ho il diritto, dovere di dire non sono d'accordo, levo il disturbo, punto e basta. Non faccio polemiche, invito gli ascoltatori a restare vicini a Radio Gamma. Li sto invitando da tutta la notte, ma avevo il dovere di dire ai miei ascoltatori, ai miei, non certamente all'universo mondo di Radio Gamma, ai miei ascoltatori, dopo 26 anni, signori, io ho dato il mio, adesso largo ai giovani. Comunque, se posso dire la mia, Dimmi. se accetti, devo dire mi dispiace molto.
Io ti ringrazio, ma E spero solo che sia un periodo di riflessione che ti vuoi prendere, ne hanno diritto tutti, grazie Lilli. Spero solo che tu ci ripensi, Franco. Va bene? Ciao Lilli. Va bene, ti saluto. Ciao, buonanotte e saluto tutti. Ciao, buonanotte a te. 708 308, non facciamo polemica con la Lilli perché non ci sto, ragazzi, Pronto? Ciao Franco. Ciao Loris. No, io volevo solo salutarti radiofonicamente perché dopo in privato ci possiamo anche sentire ancora. Aspetta che abbasso perché qualche volta io e te ci sentiamo in privato e ti chiamerò magari più avanti. Adesso intanto radiofonicamente ti saluto. E se è per la tua salute e per il tuo... No, non c'entra niente la mia salute la governo con pastiglie, ne ho tolta una prima, adesso sono in fibrillazione. Nel senso di stare male in un posto. Sì, sto male, in questo posto mi sento non a mio agio, non faccio più le cose con il divertimento. Sì, no, ti capisco. Mi sento non considerato. Io a un certo punto non mi sentivo più al mio posto nemmeno io e mi sono messa a fare l'ascoltatrice, e sì che avevo anche mio marito vicino. Non mi sono più sentita, ma era un problema mio, probabilmente. È un problema mio, sì, è vero. Allora era un problema mio. Voglio dire, tutti siamo utili, nessuno necessario. Certo, e io sottoscritto non me la sento di arrogarmi il diritto di essere chissà chi, per carità di Dio. Lasciatemi il diritto però di esprimere la mia idea. Sicuramente sì, sai però cosa provo? A parte il dispiacere, che insomma, sai, vabbè, si potrebbero dire tante sensazioni, però mi sembra, perché chissà perché stupidamente, sarà perché tu hai raccolto una parte di ladino, questo scambiarvi, no? Certo, hai fatto bene a ricordarlo. No, ma non è per ricordarlo, perché... No, hai fatto bene a ricordare l'amicizia che c'era, la stima che c'era reciproca. Sì, no, mi sembra di perderlo ancora, perché sai cosa? C'è stato in questi anni, 4 anni qua a dicembre, no? Il 13 ricorre l'anniversario della sua morte. Ogni volta che tu dopo salivi, insomma cominciavi il tuo turno, avevo come l'impressione, capito, che mi portavi un po' di lui, ecco, per cui mi sembra un po' di perderlo, un pezzetto di lui e un pezzetto di radio, hai capito come? Non oltre alla persona, no? Sai quando mi viene in mente Ladino? Quando vado in eccesso di nervoso, e lui mi diceva sempre Franco non sta a badarghe. Sì. Sai cosa? Probabilmente ci vuole un carattere come il suo, che era anche irruento, perché era irruento parecchio, però poi capiva che non ne valeva la pena. Era più sgamato di me. E probabilmente adesso ti direbbe dai tempo al tempo e aspetta, però alla fine capirebbe che, come ha capito con me quella volta che gli ho detto guarda che io non vengo più con te, ha capito, sono riuscita a fargli capire che non stavo più bene lì, non mi sentivo più di far radio, non ero più tranquilla, non mi divertivo più, non riuscivo più nemmeno a comunicare le cose che tu mi capisci in questo momento, che avevo dentro, con un linguaggio fluido, emotivo, e quindi non servivo neanche a me stessa, per cui però mi dispiace tanto, sai, guarda, mi dispiace di perderti, perché ancora tu mi ricordavi lui, perché sapevo che prima c'era lui e poi c'eri tu. Sarà anche infantile sto pensiero. Grazie di accostarmi all'amico Ladino, grazie Lori. Perché veramente era come se tu mi riportassi un po' il sabato di sempre, hai capito? Lo so che non bisogna abituarsi a nulla e che è sbagliato. Ma sì, cambieranno le cose, non cambia niente. Non bisogna. Però ecco, è l'unica cosa che mi riportava a un sabato mio, ecco, ma non c'è nulla di eterno. Questo, certo. I tacchi bisogna
bisogna viverli in qualche Cose modo. sagge queste. Grazie Loris. Ciao, sei Franco. Ciao, ciao. No, cara Lili, noi ascoltiamo anche gli altri speaker, ma se interveniamo ci chiudono il telefono. Ora siamo indesiderati anche le assemblee. Questa è l'amica Adriana che scrive: io come ti trovo, mi dice Erika. Erika, mi trovi al San Giorgio delle Pertiche, Volpato Giovanni, non dico il numero di telefono perché non voglio farmi pubblicità. Una volta avevo il panificio, adesso non ce l'ho più. Volpato Giovanni, via Roma 47, mi trovi. Mi piacerebbe che la tua creatura che porti in grembo si chiamasse Annie. Sto chiedendo troppo, me ne rendo conto. È un bambino o una bambina? Fammi sapere. Scusa se mi inserisco, ma mi sembra che da un po' di tempo la radio, almeno alcuni di voi, stiano dando una piega strana. Che ci sia di mezzo la religione? Io penso di sì, Giovanni. Giovanni, parte del mio disagio deriva anche da questo. La radio ha preso un'altra piega, il CDA, ripeto, ha tutto il diritto di fargli prendere la piega che vuole. Non contesto il CDA, se devo contestare qualcuno contesto gli ascoltatori che non arricchiscono più come arricchivano una volta. Ripeto, per me la radio è schiava di un centinaio di persone, di una cinquantina di persone che telefonano a tutte le ore in tutti i programmi e messaggiano in tutte le ore in tutti i programmi, perché ormai da ascoltatore mi sono intossicato di queste cose. Non c'è un ricambio generazionale, ripeto, qui in radio. Lili, domandiamoci perché i giovani non vengono, se non a fare musica, a fare il jazz. Non c'è una trasmissione di giovani, non c'è una trasmissione di donne. Io te l'ho detto, ci sarebbero delle donne che verrebbero qui a fare una trasmissione che riguarda i problemi delle donne, ma si astengono perché anche secondo loro la radio ha preso una piega strana. Dico strana, non sto dicendo nient'altro che strana. Bianca, no, Bianca... Mollo gli ormeggi. 700 in linea, pronto? Pronto? Sì? Sono un'ascoltatrice, Severina di Vicenza. Salve Severina. Ciao, mi dispiace sentire quel discorso che vai via tanto. Morto un papa che fa un altro, Severina, non sta preoccuparti. Radio Gamma Zenata 100 volte dalle proprie ceneri, non sta preoccuparti. Senz'altro, però il sabato sera vedevo l'ora di sentirti, non so. E io il sabato sera non vedevo l'ora di essere qui con voi, ve lo posso garantire. Ecco. E mi mancherete da matti, come diciamo noi in famiglia, da matti. Immagino, sì, ma stai tranquillo e curati la salute soprattutto. Grazie. Ti ringrazio. Grazie Severina. Buonanotte a te. Saluto la Loris, in questa situazione anche la Dino avrebbe mollato, basta rileggere la lettera che avevo scritto a Franco che spesso rilego. Adriana, pronto? Ciao, buonasera, sono Mario, il Cappellotto. Ciao Mario! Ciao, porca miseria, cosa mi stai facendo, Franco? T'ho sorpreso, dici la verità. Sì, ma sai che io sono arrivato a casa e tu stavi parlando appunto delle lettere e io, come ho appena scritto una lettera, ho fatto come diceva l'ascoltatrice, adesso non mi ricordo il nome, la Erika? Me la sono scritta nel telefonino e la devo mettere su carta, no? Te la sei scritta a te stesso? No, ma l'ho scritta sul telefonino. C'è una mammina in attesa che mi diceva che ha scritto una lettera a se stessa. Perché adesso sta diventando grande, dice che ha delle responsabilità, vorrebbe coccole, vorrebbe un po' di tutto. Io bello. Posso solo fare le coccole con la mia musica. No, avevo scritto una lettera, l'ho scritta sul telefonino, nella modalità SMS e devo trascriverla su carta. Mario, ma da quanto non scrivi una lettera a mano? Da quanto non scrivo una lettera a mano? Aspetta, 2007, dal 2007. Dio mio! Comunque. Wow, la Erika ha deciso di mettere il nome Annie alla sua bimba. Erika, bacioni, te li mando, non sono abituato a farle queste cose, ma ci sentiamo, ci tengo in maniera esagerata, Erika, fatti viva. Ma che nome, dillo, no? Annie, la chiamerà Annie. Bello, mai sentito. Come la canzone di John Denver, Annie Song. Allora. Dimmi Mario, a chi l'hai scritta l'ultima tua lettera? La mia ultima lettera, un amico mio
in Spagna, un italiano che ha deciso di vivere in Spagna. Carlo si chiama, Carlo. Senti una roba. Dimmi. Allora, stavo leggendo e mi sono addormentato, mi sveglio solo, penso 10 minuti fa, no? Che sentivo che parlavi con la Lilli e di tutto quel che hai deciso, no? Sì. E io, guarda, sarà, io sono un ascoltatore di radio da bambino. E il tuo programma è particolare, è molto particolare. Il tuo programma è un programma di opinione, è un tuo programma. Beh, sai, è un programma di intrattenimento, solo che è fatto di notte ed è un intrattenimento un po' più intimista, un po' più... Io ho sentito tanti programmi di notte e di solito un programma è fatto in un certo modo e ha un tema, mentre il tuo non è fatto di un certo modo. Te lo inventi, anche se ti prepari qualche cosa. Ma sai, io propongo, poi è la gente che dispone. No, tu sei un bravo moderatore. Dai un taglio, Mario. No. E oltretutto tu, per esempio, no, salvando tutte le distanze, tu non sei un Costanzo che è un bravo moderatore e basta. Tu intervieni, opini, cioè io ti invito a te, veramente, a fare quello che tu stavi proponendo, la lettera. Diciamo, se tu, perché è molto importante che tu sia in dissenso con la radio, è fantastico che in questo momento tu sia in dissenso, visto che tu sei un pilastro di questo. No, per carità di Dio, Tosi, Mario, dai un taglio. No, è vero, te lo dicono tutti, dai. Lascia stare, non me lo dice nessuno. Mario. No, un momento, tu devi fare. Mario. Verso chi hai dissenso. Fa persona seria, dai, parliamo delle lettere. No, stiamo parlando delle lettere. Tu hai tutto il tempo del mondo per farti una buona lettera con le tue opinioni, soprattutto con chi hai dissenso. Sai, io te lo volevo dire, io domani mi troverò fortunatamente alla radio col direttore, che è tanto tempo che volevo vedere la regia e tutto quanto, però starò zitto e non interverrò domani dalle 10 alle 12. Questa mattina sì, il Presidente trasmette dalle 10 a mezzogiorno. Esatto. Perché... Bene, avrai modo di vedere la regia, che è una regia da bruciare, da mettere una bomba sotto. Penso che la Lilli sarà d'accordo con me. Antipraticità. Tu sei pieno di opinioni, sei pronto? C'è l'interruzione solita. No. Sì. Telecom Italia, chiamata urgente per il numero 0. Sapevo mica scainavo, mi volevo salutarvi e basta. Pronto? Per il numero 0497000838. Boh, Mario, chiudi, dai. Sì, no, dai, chiudo. Il problema, allora, solo un punto in più. Sappiamo della malattia, so della malattia, quello è un disagio, però e anche sotto questo aspetto rinuncio a un po' del mio benessere che la radio mi dava, perché la radio mi permetteva di passare 6 ore senza prendere medicine, ma questo non è uno sviolinare, è una constatazione che ho fatto, che fanno i neurologi, tu lo sai, sì. Perché ne abbiamo parlato. Sì. C'è una branca della medicina che si interessa per la mia malattia della musicoterapia, e per me il colloquio, me lo dicono i neurologi, non smetta di fare radio. Ti ha parlato tempo fa, 6 mesi fa, Marcello del Parkinson, proprio. Dai, lasciami questo un minuto e poi me ne vado. Aspettiamo va bene, dai. Annulliamo. Questa è Radio Gamma 5, una radio padovana, piccola, ma con un cuore grande. Io sono convinto che il cuore degli ascoltatori vorrà bene ancora più di prima alla radio, certamente, e non è piangeria. Pronto? Io credo che talvolta, se invece di essere solo sei con qualcuno, o se no,
o se no tratta di non dare un taglio così e fallo paulatino. No, l'ho temprata bene sta decisione, E poi, Mario. guarda che quella di scrivere, Franco, te lo chiedo di cuore, quella di scrivere 2 o 3 lettere. Se tu vedessi la lettera che ho scritto da Lilli ti metteresti a piangere, perché ho la mano di Wojtyla, la mano che trema in questo momento. Mario, ti saluto. Sì, buona serata. Ciao. 700. Mi dice Gianni, calmati, chiudi i discorsi, i neuroni se ne vanno, abbiamo i nostri tempi. Ciao Faina. Se non spiegavi in diretta le motivazioni del tuo ritiro, cosa avrebbero pensato i tuoi ascoltatori silenziosi? Ribadisco che hai fatto bene a dirlo in diretta e prescindere da tutto ciò che ha detto la Lilli. Io ho massimo rispetto, sono convinto, arciconvinto, che Lilli, presidente, consiglio di amministrazione, ai quali va il mio applauso per essersi presi sul groppone sta rogna, la radio è degli ascoltatori, non di Franco Volpato, non della Lilli, non del presidente e non neanche dei soci della radio, perché sono 15, capirai. Pronto? Pronto, mi senti, Franco? Sì. Ok, sono Franco di Treviso, ciao. Caro il nostro Franco, ciao. Una bella sorpresa, sai, questa qua, ecco, apro la radio e boom, e sento questa notizia, ma allora guarda, io non so tutti i precedenti, i presupposti e sicuramente ti dico, se sei arrivato a questa conclusione avrai le tue motivazioni. Tuttavia, se posso darti un consiglio, dico questo: io credo che, avendo fatto questo lavoro per 26 anni, tu abbia il diritto e il dovere di ritenere che la radio non è della radio, la radio è tua. No, Franco, vi prego, non trascinatemi in cose che non penso minimamente. La radio è degli ascoltatori. Fermo lei. Allora io dico questo: se tu sei riuscito a costruire un pubblico che ti ha seguito per 26 anni, vuol dire che non eri un pirla. Ma ci sono tanti altri colleghi che hanno il loro pubblico, non mettetemi sulla graticola, perché mi state bruciando la legna sotto il culo, credimi, no. Franco. No, permettila, se dico la mia opinione, ok? Prego. In maniera molto onesta e democratica, senza darti nessun zuccherino. Bravo, questo mi piace. Io dico solo che un uomo come te, che ha dedicato 26 anni ogni sabato, vuol dire che ci ha messo una passione che merita, ok, di essere pesata per quello che è. C'è anche molto egocentrismo, l'ho fatto perché piaceva a me, poi di conseguenza ho portato qualcosa nelle vostre case, questo me ne rendo perfettamente conto. Ma sicuramente l'hai fatto perché ti piaceva, ok? Però è anche vero che facendolo hai portato qualcosa agli altri, ok, di cui ne hanno sentito un certo beneficio. Questo è altrettanto vero, ma ho avuto molto di più, Franco, di quello che io ho dato a voi, credetemi, lo dico senza peli sulla lingua. Probabilmente sì, però io quello che sto dicendo è che un prodotto è dato da un pubblico e è dato da chi lo conduce. Questo qua non te lo porta via nessuno. Ah beh, sicuramente vado via con un fardello di affetto, di stima, di simpatia che... Esatto, cioè questo che ti sto dicendo. Che mi mancherà, ma me lo porto e me lo custodisco gelosamente. Io ti dico, questo qui resta. E siccome, secondo me, tu di questa roba ne hai bisogno, questo è quello che io penso, per quale motivo te ne devi privare? Questo sto dicendoti. Perché non sentendomi più a casa mia, Franco, tu che sei... Se tu, come io penso, ok, senti, e questo che ti sto dicendo, guarda che non vale solo per te, ma può valere per esempio per uno che lavora in un'azienda per 25 anni. Te lo stavo proprio dicendo, dicevo che tu che sei del ramo sai benissimo di cosa sto parlando. Certo che sì, ma io dico, ma scusami,
Tu immagina un dirigente che magari resta in un'azienda per 25 anni, che se la tira su dall'inizio, eccetera, eccetera, e che poi magari la proprietà o chi subentra ha altre idee, eccetera, e cercano in qualche modo di metterlo alla porta, ok? Cosa che può capitare, e capita. Dico, ma il contenuto, cioè quello che uno ha fatto, quello che ha messo giù, la pietra su pietra che ha messo giù, quella lì è una cosa che resta. Io dico, per quale motivo tu te ne devi privare se a te ti dà un beneficio anche sotto un profilo della salute che io credo sia molto importante. Però Franco, tu che hai lavorato in un'azienda, andare a lavorare in un'azienda, non sentirti più a casa tua, cosa faresti? Continui, ce la fai per un po' di tempo, poi via, hai ragione. A me sei valutato, e io ringrazio da Lilli, ringrazio le parole che ha detto nei miei confronti, credo di non aver mai sollevato problemi in radio. Sei valutato per quello che produci, il prodotto radiofonico, il prodotto dei programmi, credimi, niente di particolare, però non sei valutato per le idee che porti. E allora che senso ha starci dentro? Vai a fare altre cose. Sicuramente io capisco il tuo disagio, capisco la tua insoddisfazione. Io le proposte le ho fatte, non pretendo che vengano accolte, ma che vengano discusse con gli ascoltatori presenti, perché i proprietari della radio non sono il presidente del CDA. Esatto, bravo. I proprietari della radio sono gli ascoltatori. Carraro diceva sempre questo. Hai perfettamente ragione, sono gli ascoltatori, ed è per questo che io ti dico, siccome ho detto prima che il prodotto è dato da chi conduce e da chi ascolta. Bravo. Siccome chi ascolta continuerà a stimarti e a cercarti, io ti dico, cazzo, cambia radio. No, dopo 36 anni, Franco, basta. Per quale motivo tu devi rinunciare a una cosa? No, ti dico, Franco, perché una radio come Gamma 5 non la trovi da nessuna parte? Vabbè, io ti dico, non lo so, può darsi, non me ne intendo, sai, poi non è il mio ambiente questo qui delle radio, eccetera, però io dico, secondo me, dico, cazzo, uno che ha lavorato per 26 anni, tutti i sabato sera, che si è portato dietro un po' di pubblico, per quale cazzo di motivo deve lasciare? Se questa roba qui gli fa piacere anche lui da un punto di vista della sua salute. La Lilli mi è sembrata molto più aperta del Presidente, io confido nella saggezza e nell'umiltà, quando non si è più umili, quando la superbia monta in scagno, o fa merda o fa danno, e dice, quando che merda monta in scagno. Confido nella saggezza delle persone e confido nell'umiltà della gente. Mettersi intorno a un tavolo, discutere per il bene della radio è stato sempre il mio progetto. Non è stato accettato, punto, basta, chiuso, ho perso la battaglia, mi ritiro in buon ordine, ma voglio dirlo ai miei ascoltatori che non dipende dal CDA, dipende da chi non si ribella, dipende da chi accondiscende, basta la telefonatina, basta il ciccio, cacco, totti, ciccio, nanne, beppi, ciccio. Che senso ha fare radio in questi termini? Che senso ha? E non sentendomi più a casa mia, levo il disturbo, che non è disturbo ma è levare il disagio che provo anche in questo momento parlandone. Franco, grazie. Comunque sentimi, io ho sentito la Lilli, e non so quale possa essere il peso che lei ha all'interno, però mi sembra... La Lilli è incolpevole in questo, sono altre le persone che devono decidere. Di essere molto disponibile, e ti dico, sarebbe veramente un gran peccato per questa radio qui se ti perdessero. Questo è il mio, ti dico, spassionato e è un'opinione proprio che mi sento di fare, perché non è da molto, che sarà un paio di anni che ti ascolto, però cazzo fai una carezza ai tuoi cani. Va bene, grazie, ciao. Ciao Franco, ciao Franco, mi dispiace che tu te ne vada, ma ti capisco, con tutto il rispetto non capisco il discorso della Lilli, ma chi dovresti portare tu come ospiti? Gli ascoltatori della trasmissione del Presidente, forse? Ognuno abbiamo i nostri, hai ragione, 475 finale, io non pretendo, credo che l'amico Francesco di Venezia abbia significato per la radio economicamente, ma questo lui non lo vanta certamente, ma criticamente e con l'apporto della sua fame di cultura, pur avendo anche lui come me studiato in scuole basse, la fame di sapere, l'umiltà del non sapere niente, ma la fame di sapere qualcosa in più, di apprendere, di
di parlarci per capire di che pasta siamo fatti. Ma cosa farò ascoltare a Giovanni De Rosà? Queste persone tanto colte non interessano queste cose, non è più la radio popolare che era. Mi dispiace molto, caro Franco, se questa tua decisione noi dobbiamo rispettarla, ma mi dispiace aver sentito la tua malattia, ti auguro tutto il bene che ti meriti. Ciao Elena, purtroppo la radio ha preso una piega esoterica con un capo sacerdotale che pensa di essere Dio incarnato, sacerdoti steineriani che attendono la fine del mondo tra un mesetto e offendono chi non ha un credo, complottisti, stregoni, purtroppo seguaci di ste monate non mancheranno. Marco da Treviso. Marco, ognuno segue la religione che gli aggrada, credimi, io sono uno che non ha bisogno di Radio Gamma 5 per non farsi i vaccini, ma chi avverte la pericolosità dei vaccini fa bene a dirlo, poi dipende da noi fare le nostre scelte, siamo grandi, siamo vaccinati, si diceva una volta, o siamo non vaccinati. In 56 anni di lavoro non ho mai preso un vaccino anti-influenzale, non ho bisogno di Tizio, Caio, Sempronio come lo venga a dire. Purtroppo devo dire che abbiamo bisogno ancora che ci venga l'esperto a dirci di non mangiare pane perché ci sono le porcherie dentro, abbiamo bisogno dell'esperto che ci venga a dire di metterci la maglietta di lana perché sennò d'inverno a petto nudo, non so perché gli ultras non prendono mai una broncopolmonite che vanno via a petto nudo sugli stadi, ma qui ci vengono a dire che la maglietta di lana serve per non prendersi un colpo d'aria. Siamo diventati, io concordo con te, questa esotericità della radio mi mette a disagio, e io che ho fatto la seconda media cosa vuoi che venga qui a dire? Cosa vuoi che venga qui a insegnare cosa a chi? Mi sento a disagio, punto, basta. Siamo in 60, fa 60 per 60, 3-4 mila persone che ascoltano la radio ci saranno, sta tranquillo, ognuno ha il suo pubblico, contrario e favorevole. Pronto? Buonasera Franco, Francesco di... Ciao Francesco. Allora, me l'aspettavo questo gesto da te Franco, perché tu sei un uomo troppo limpido, troppo chiaro, e mi meravigliavo che non lo facesti prima. Sì, perché essendo una persona che dice pane al pane e acqua all'acqua, dicevo, mi sembra impossibile che Franco continui a rimanere in questo posto. Tu cosa pensi della radio, Francesco? Ma guarda, l'ascoltavo da tanti anni senza mai telefonare. Papale, senza ingannarci. Senza ingannarci, l'ascoltavo da tanti anni e ultimamente, proprio dico la verità... Tu l'ascolti anche in streaming, fra l'altro. Sì, è cambiata. Però tu non sei mai cambiato. E allora dicevo, com'è possibile? Dicono che solo gli imbecilli non cambiano mai. Com'è possibile che quest'uomo, talmente chiaro nelle proprie idee, nei propri ragionamenti, che cerca di far sì di agglomerare, di unire, continui a rimanere in questo posto? Sarà forse un male per la radio, per carità. Se tu vai via, certamente che la radio ci rimette, perderà degli ascoltatori. Questo ne sono sicuro. Però può essere anche un bene, perché la radio, se vuole trasformarsi, si trasforma su quello che vuole. Però io sono convinto che a te mancherà, e questo ne sono più che sicuro, perché uno dopo 30 anni insomma è come perdere un figlio. Però per te penso che sarà un bene anche per la tua salute, e poi non è detto che tu possa ritornare, perché tu dall'esterno puoi vedere se la radio prende un'altra piega, se migliora oppure se torna su un solco un po' diverso, dove dipende esclusivamente dagli ascoltatori, certo, Francesco, dove tu potresti rientrare in quel solco che tu vedi più giusto per te. Comunque io ti auguro tutta la salute possibile, grazie per tutte le notti che ho passato in bianco ad ascoltarti e tutta la compagnia che mi hai fatto in tutti questi anni. Grazie a te, Francesco. Franco, grazie di tutto. Grazie a Ciao, te. Grazie. L'altro giorno ho visto un film che io adoro e vi farò ascoltare il tema d'amore, l'ho detto un sacco di volte. Ho visto Il cacciatore, Francesco, e ho pensato al Francesco di Bergamo che è andato in Vietnam e che ha visto cose incredibili e poi tornando a casa ha cambiato la sua vita e ha fatto ben altre cose, ben più lodevoli. Grazie Francesco, e saluti anche, un grazie per i bei anni passati insieme a te Franco, Sabri e Fede. 639 finale, siete voi canaglie. 700 838 049 per chi chiama da fuori Padova. Pronto? Ciao Franco, sono Alberto della Sardegna. Ciao Albert. Ciao, ascolta, sono stato mezz'ora, 3 quarti d'ora in macchina per preparare all'inizio di andare in letto. Volevo salutarti
fare tanti auguri e mandarti un abbraccio. Alberto, chissà che non se troviamo in Sardegna davanti a un bel piatto, davanti a una bella spigua, davanti a una bella aragosta. È il primo alliese che vago, casomai siete voi. No, mi volevo dirti, se siete via a Padova, vieni a trovare in bottega, questa via a Padova. Va bene. Guarda a fare spesa dei dischi, venirò a trovarti. Te sai dove, te capisci dove? No. Di Piazza Mazzini. Piazza Mazzini, se... Piazza Zodo il cavalcavia della... Ah, ho capito, dove c'è il distretto militare? Su a destra, che c'è l'ospedale militare dove chi fa visita ai... Sì, bravo, a destra, questa è via Sorangelo da Verlare, a destra attraverso l'ospedale militare che è del bar, da quest'altra parte, a sinistra, proprio dell'incrocio, che è una bottega, una cartoleria. Quattro vetrine, ti vieni dentro, ti dici dove sei Alberto, tu mi vedi perché sono sempre là, Alberto della Sardegna, andiamo a bere un caffè in bar, se ti viene sabato mattina, così, uno se va a giocare a brisco in bar, ti piace giocare? No, massa, gioco a ramino tutto il più. No, mi non sono raminoide, sono brisco vero. A modo vecchio, insomma. Sì. Là vieni, beviamo un caffè, beviamo un sprissetto. Va bene. Quando che te vuoi mi fa piacere. Adesso con che tempo? Quando che te vuoi mi fa piacere perché ti sei una persona diversa dalle altre. Comunque, a Radio Gamma 5, cosa dito esprimo una mia opinione proprio senza malizia. Franco aveva costruito una famiglia che si serviva di una radio. Dopo Franco, quelli che vengono dopo Franco ha costruito una radio ma ha perso la famiglia. Secondo me bisogna ritornare a quello che era una volta. Tutto là. Grazie Alberto. Ciao, un abbraccio, vieni a trovare. Va bene, promesso. Ciao. Pronto? Buondì Franco, sono Francesco. Ciao Francesco, tanto tu no che piove. Ma piove, sono in letto da martedì con un ginocchio come un meon. Cosa che tu hai fatto? Ti sei rotto un ginocchio? Non lo so, facendo un ponte martedì il giorno prima. Oh Cristo! Madonna di salute, tanto perché me la salute qui. Ho fatto il ponte Tre Scaini, sentio una fitta da drio al ginocchio davanti, insomma, pochi secondi, ma ti dico, un fulmine. Che si è gonfiato? Un fulmine, dopo adesso si diventa un meon. E non mi posso alzare, mi scuso con chi che tengo, ma non posso alzarmi, mi sono alzato solo in questa emergenza perché ho sentito a Lilli, insomma, a un dato momento, cara Lilli, bastava dalle formalità. Franco non tegava stasera, non era in grado di colloquiare perché appunto la sua malattia ha avuto un fiato dopo in delirio tremens, ma guardiamo la solidità delle cose, Lilli, guardiamo la solidità. Come ha detto Franco, per 3-4 anni che ho contribuito anche fortemente nel bene della radio, venivo in taxi, facevo trasmissioni, portavo dischi, libri, qua e là, che voi altri. Va bene, dalla morte di Carraro, non te, dalla morte di Carraro, piano piano, stainerianamente vi siete presi da radio. Avete fatto della radio, lo ribadisco, un policlinico, non una radio. A qualsiasi ora si parla di tumori, di malattie, una roba sconcertante per chi ha un po' anche la testa labile, diciamo. Non siete costruttivi siete solo per voi stessi. Parlo dei dirigenti, parlo del presidente che ha l'assunzione di parlare con chi è diverso da lui, con la prosopopea di dire io sono io e tu non sei un cazzo. Questo è il discorso. Adesso state raccogliendo i frutti di quello che avete seminato. Io e Ladino, ancora in vita, abbiamo profetizzato questa situazione. La Loris lo sa, l'abbiamo ma di anni. Adesso vieni fuori con i discorsi, dovevi dirmelo qua. Sono fantasticherie per evitare il problema. Voi, per fare il vostro indirizzo di radio Policlinico Steineriana, avete rovinato tutto. Questa è la realtà. Mi sembra Venezia la radiogamma. Venezia cosa ha fatto? Per fare i suoi benesseri materiali,
o cervicali o cerebrali, come vuoi chiamarla, l'ha svuotata dei suoi cittadini. Ho preso proprio un libro oggi a Venezia, va bene, di gente, non di Venezia, perché questa autrice ha fatto un libro ancora 2 anni fa sui veneziani, ha fatto un libro su quelli che non sono di Venezia e che scrivono e amano Venezia. E appunto la stanno uccidendo perché la soffocano per il delirio degli amministratori, per il delirio. E qui siamo alla svolta. Franco lo sa il mio pensiero. Avete sentito anche le ultime collaborazioni, ma a voi non va bene questo, perché Francesco non ha peli sulla lingua e ha segnalato le degenerazioni, fra cui ultimamente ne è spuntata un'altra recentemente grossolana da essere finita nei quotidiani, e non vado oltre, perché sono onesto con Franco. La mia onestà con Franco mi dice: Francesco, fermati qua e basta. State rovinando tutto e non vi accorgete che vi avvicinate al baratro, perché hanno mollato la gente che aveva passione per questa radio, li avete fatti stancare, spoetizzare, e ancora adesso il presidente Tronfio, va bene, dalla sua cattedra pontifica. Ma dove siamo? Ma sentitevi un po' le registrazioni. Sentite quanta megalomania passa per le vostre teste. Ma chi credete di essere? Quello è la base di tutto. Chi credete di essere o di diventare? È tremenda questa situazione. Francesco, io che ti avevo proposto di fare parte di quella commissione, di quel comitato, capirai, con te così non c'era confronto. Ma io sono un ingombro per questa radio. Lo sono sempre stato, un tollerato. No, io credo che il tuo sfogo sia proprio per l'amore che porti per la radio. Già venendo in quella radio mi hanno dato 2 o 3 premonizioni, un essere e un controessere, di dire: se non la smetti di telefonare alla notte rompere i coglioni di qua. Franco, non sta a farmi dire le cose. Sono stato sempre un ingombro. Io sono stato, non so, neanche se fossi Remida, va bene, non mi avrebbero sputato addosso così. Il discorso è che loro, alla base di tutto, oltre che essere tronfi, va bene, sono anche ingrati. Hai capito? Perché Franco Carraro era quello che era perché aveva delle determinazioni poco anche credibili, a volte si scagliava con Venere, ma aveva l'anima. Questo non hanno l'anima, sono tutti dottorini, professorini, gente che deve avere discepoli, camerieri, servienti, non dissenzienti. Finiamola lì con la prosopopea. Franco ha fatto la decisione giusta, come ti ha detto Francesco, il mio omonimo di Bergamo. Era ora che si levasse, perché lui starà meglio. Finite un po' di giorni di nostalgia, come tutti quanti quelli che sono venuti via da quel, non so più come definirlo, va bene, uno scannatoio a livello proprio grossolano. Non mi interessa niente. Anch'io ci ho riprovato e anch'io ho ricevuto una porta in faccia, perché voi, torno a ripetere, piace i leccaculo, quelli che si adeguano o con me o contro di me. E denigrare chi la pensa diversamente, cara Lilli, non è democratico. Mettere in galera o fuori da una radio chi dissente non è democratico, è dittatura. È inutile che si parli di coscienza, così dice il nostro caro Bri, coscienza, si riempie la bocca di coscienza, di conoscenza, di scienza, e poi rutta in faccia a chi non la pensa come lui. Si mette un piano di umiltà, si metta. Io parlavo di umiltà che non sento più, purtroppo questo... Ma quale umiltà? Questi qua hanno fatto una cosa scientifica, scientemente hanno rotto la radio. Ma loro la trovano giusta. Perché? Perché loro sono giusti. Tutti gli altri sono quello che abbiamo detto. Francesco, però bisogna tener conto che c'è una maggioranza che li sostiene e hanno ragione finché hanno la maggioranza. Io la penso diversamente e mi levo l'impaccio. Ma anche Hitler aveva la maggioranza di 50 milioni di tedeschi. Anche Stalin aveva la maggioranza di 100 milioni e ne ha uccisi 15 milioni anche lui del suo sangue.
sono le minoranze da rispettare. Anche in Italia abbiamo una maggioranza pacciolosa. In Italia attualmente hanno riunito, come si dice, l'acqua santa e il diavolo, pur di andare avanti con le loro, appunto, con i loro tronfi programmi di potere. Quello di devitalizzare la gente. Ascoltate le minoranze invece, perché sono le minoranze che hanno portato sempre i cambiamenti, i prodromi di una cambianza. Va bene, invece voi state potando, l'ho detto ancora mesi fa agli inizi, quando ho ricominciato a chiamarti perché hai letto la lettera di Ladino che diceva grazie a Franco Carraro, ma il sogno è finito, il sogno è finito. Oramai è diventata una bottega delle malattie, degli incubi. Non si può mangiare un pezzo di formaggio se non pensare che dietro ci siano 3 milioni di virus. Avete fatto bella quella allegoria che ho letto ancora filosofica, no, di Bencivenga, dei bambini che sono andati a rompergli le palle con le caramelle e i torroni e con le malattie dello stomaco, e poi dagli sono venute fuori tutte le malattie del mondo e non hanno più vissuto bene, nessuno vive bene. Capisco che prevenire è meglio di curare, ma santo Dio, vedere dei catastrofismi là dove non ci sono è la vostra peculiarità. Coltivare il dubbio anche sui drammi che non ci sono, per seminare il panico, per destabilizzare. Avete scelto anche nella medicina l'estremismo, avete fatto gente che con terza media sembra meglio di un primario di oncologia che agisce da 50 anni, avete incamerato ciarlatani, avete incamerato, e ve lo dico di gusto questo, perché so benissimo che qualcuno capirà questo mio sfogo, se è intelligente, e capirà che voi avete bisogno di discepoli. Avete bisogno di sissignore, di camerieri, di serventi. Francesco, per onestà, voglio che tu lo dica a chiare lettere. Abbiamo rischiato di rompere la nostra amicizia perché tu mi hai accusato di paraculismo. Di paraculismo. Sì, è vero. Non più tardi di 4 giorni fa. Io non volevo entrare in questo discorso, ma io lo dico adesso che mi sproni. Ti sono stato un po' ti ho dato la svegliarella, come si dice. Io ho rivendicato i miei tempi, Francesco, perché non si può fare il servitore di 2 o 3 padroni, Franco. L'hai detto anche tu, non mi sento a mio agio, non è più casa mia. No, è vero. Non si può fare, tu volevi fare, lo capisco che lo hai fatto in buona fede, di vedere, di ricostruire, ma anche io sono per la ricostruzione, ma quando invece si tende a scartare quello che ti disturba per i pensieri che fa, è finito il gioco, Franco. È inutile sbandierare l'unica radio libera che dà tutte le informazioni uniche, tutto il mondo, ma cosa? Siete gasati! Scendete dalla cattedra, siete gasati, siete una piccola radio che è oramai mitragliata di querele, perché la gente non ne può più di essere offesa, ne spunta una al giorno, e non è che una querela leva il medico di torno, la gente è stanca, e anche quelli che si hanno fatto mediamente plagiare o circonvenzionare si stanno svegliando, e spero che questo discorso li raggiunga. Svegliatevi, pensate con la vostra testa, le libertà finte vengono sempre a galla, e ricordatevi una cosa, che l'audience sì bisogna guardare, ma anche la qualità, hai capito? C'è gente che oramai fa della radio un cabaret di oscenità, di stronzate che non dovrebbero neanche essere fatte su una trasmissione radiofonica, va bene? Fanno i cazzi loro oramai, ma voi quelli fanno più comodo di un dissenziente, preferite il cabaret, le baruffe ciosotte, il confondimento, il falso, tutta l'impostazione sulle baruffe ciosotte, sulle commedie, che non hanno nessun fine che buttare fumo negli occhi a quelli che dovrebbero vederci chiaro. Ecco, io penso che a un dato momento, se non vi accorgete, sbatterete la testa contro il muro prima o dopo, perché siete circondati come un accampamento di indiani,
ma non da gente che vuole uccidervi, da gente che vuole dirvi cambiate fino a che siete in tempo, fate un passo indietro. Avete preso una posizione, diciamo, da primari ospedalieri, diciamo da dottorini senza laurea, diciamo da sputasentenze. Ne ho sentite di orride anche oggi stamattina per 10 minuti, dopo ho chiuso perché sennò spaccavo la radio. Va bene? Di gente che si permette di dire delle cose inaudite al sentire, ma per voi passano come un soffio di piuma. Ascoltatevi, sentitene, ascoltate i vari speaker che parlano appunto da ospedalieri e vedete quante magagne raccontano per salvare una posizione che loro si sono assunti. Uno è contro questo, l'altro è contro quello, quell'altro è contro quell'altro, niente è pro. Io l'ho detto, il mio disagio nasce anche da qua, dal fatto di sentirmi una radio che è contro tutti e contro tutto, che non è una radio per qualcosa, o meglio, lo è per qualcosa, ma non riesco a capire dov'è il progetto, dove ci porta. Loro lo sanno, Franco, loro lo sanno il progetto, loro sanno il percorso, loro tendono ad affumicare la gente ancora che ragiona, e chi non segue se ne va. Francesco, per onestà devo dire che io non ho mai avuto pressioni. Il mio disagio nasce dall'aver constatato, permettimi, dall'aver constatato che i miei sforzi per fare proposte non sono stati accolti, tu lo sai, e ci andava di gioco anche la nostra amicizia. Franco, il discorso è questo, loro ti stanno tenendo e la Lilli lo ha dimostrato che ti vuol tenere solo perché fai audience, solo perché rappresenti ancora una fettina della vecchio radiogamma. Hai capito? È sempre un rendiconto, è sempre una ipocrisia. Torno a ripetere, ho sentito sempre ipocrisie ultimamente, sempre falsità, come dici tu, di gente che ti ride davanti e ti pugnala dietro. Loro sanno che bene o male rappresenti ancora l'ultimo baluardo. Prima che mi caccino ho anticipato io il disturbo. Franco, ti avevo messo un po' di pevere o dei peveroni in culo, perché con la mia, diciamo, irruenza ti ho fatto capire che tu devi essere rispettato non perché sei volpato del notturno del sabato o qua e là, devi essere rispettato perché porti una etica, perché conduci la tua vita su un binario che appunto deve essere rispettato. Ecco, un'altra cosa che mi ha spiazzato proprio è la mancanza di umiltà da parte di chi ha la terza media, un anno più della mia seconda media, viene qui, spara sentenze. E se non sei della sua idea, tu non hai capito niente della vita. Io faccio come dire, ammenda, mi ritiro prima che mi dicano ignorante, va via, che non hai capito niente della vita. No, quello non fanno, loro sopportano. A meno che non passi certi limiti, sopportano, hai capito? Il discorso di base è che a un dato momento devono essere onesti di dire stiamo ripulendo la radio dai vecchi cacinacci, stiamo dipingendo la radio con i colori delle nostre idee che sono personali, che sono appunto anche delle volte esasperate. Io volevo leggerti qualcosa, ma non faccio niente. Ti dico soltanto non mollare, ma al contrario però, non mollare al contrario, perché ho sentito molte sirene uscire questa notte, va bene, per farti da avvocati dell'anima. Francesco, tu pensi che la mia decisione di dirlo in diretta nasca dall'esigenza di sentirmi vesseggiato e coccolato? No. Guarda che ti sbagli, sai. No, sto dicendo al contrario. Sto dicendo che della gente che dovrebbe limitarsi a un consiglio, va bene, cercano ancora adesso di trascinarti da una parte di cui tu hai scelto di non far parte più. Francesco, la Lilli ti manda un messaggio che dice: povero Francesco, stai farneticando. Firmato la Lilli. Sì, cara Lilli, sto farneticando perché ti brucia il culo. Quello è il discorso. I discorsi che faccio io vi hanno sempre bruciato. Da Cuba, dall'estremismo comunista, dal fanatismo, da tutte quelle
pregiudiziali che portano anche a sopprimere l'idea di un regime. Nella vostra radio ho sentito dire anche che Pol Pot non ha fatto niente, un Kuodoman a Castalin farneticando, è comodo dire, è una parola, vedi. Io sono 20 minuti che parlo di verità e tu con una parola mi dai del pazzo, hai capito Lilli? Invece tu sei una cameriera del fast food del Policlinico Rudolf Steiner e stai facendo la cameriera. Con Carraro stavi molto più zitta perché ti metteva in riga Carraro. Tu non hai palinsesto, hai capito? Se tu guardi il palinsesto ci sono tanti di quei casini aperti di trasmissioni, da dire proprio casini, va bene, che la farnetica, quale palinsesto? Stai facendo il lavoro di quello che gli altri hanno predisposto. Sei solamente un inserviente, Lilli. Va bene, farnetico, benissimo. Vuoi denunciarmi, vuoi far querela? Benissimo, presentiamoci davanti al gran giurì. Hai capito? Perché io di verità ne ho 1 milione di devastazioni mentali, visto che parli di farneticare. Ne ho 1 milione sentite in 3-4 anni. E bene o male allora, lascia che te lo dica Caradilli, che Francesco D'Angiò di Venezia, Santa Croce 415, in 3-4 anni d'ascolto ha dato 2.200 euro a fondo perduto, non a fondo ritornato come hanno fatto certi che hanno dato i 1.000 euro con ritorno che non so se sia tornato o no. Ho dato 2.200 euro, va bene, 10-20 canoni della Rai TV, va bene, 2.200 euro per essere sputacchiato e dato del demenziale, non stasera, ma c'è un tocco che passo per matto. Beati i matti, hai capito Lilli? Date una svegliata, anche a te, perché non occorre parlare con le persone che incontrano, hai capito? Bisogna parlare anche con Francesco di Venezia, se si può sapere la verità, e le amare verità che sa. E ne ho dette solo una milionesima parte, Lilli. Chiudiamo qua, Francesco. Ecco, adesso riferite bene tutto quanto, va bene, se avete registrato il tutto, e sentiamo poi gli effetti. Il mio pensiero è questo comunque, Franco. Io, è naturale, in questa radio neanche dopo morto, neanche con la messa cantata, va bene, però te lo dico adesso che è cos'è, il 25 di novembre. Questa radio va a finire male perché è condotta da gente che oramai sì, loro hanno perso il lume della coscienza e vanno avanti dritti come un treno, e questo prima o dopo deraglierà, o qualche intoppo o qualche magagna la farà fermare. Questo è il pregio. Io, come Franco fa, auguro che vi fermiate a 3 passi dal baratro, e guardate e sentiate quanta gente si professa dottore senza esserlo, quanta gente fa dei consigli medici senza esserlo, e sono anni che continuano con questa solfa di voler essere per forza dei professionisti delle malattie. Va torte do pastiglie adesso, basta, dai. Ciao. Ciao Francesco, ciao, buonanotte. Mi sono arrivati decine e decine e decine di messaggi. Cubano, se sei in ascolto ancora, ti avevo promesso, sarà una delle mie ultime canzoni che farò ascoltare qui a Radio Gamma 5. Ti faccio ascoltare, è il Chan Chan che a me piace particolarmente. Vado a prendere una pastiglia anch'io, ci sentiamo fra 3 minuti. No, non sei questo, eccolo qua. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, que llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané.
chan chan, en el mar se mi arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Ringrazio anche tutti coloro e tutte coloro che mi hanno detto e mi hanno scritto, mi sono passati decine e decine mentre Francesco parlava, non ho potuto leggervi questa messaggeria ligure lombarda che continua ad arrivare ancora al 334 710 672. Mi mancherà la tua musica. Grazie di aver stabilito anche con la musica o semplicemente solo con la musica un contatto che è durato per 26 anni. Questo fa parte del mio modo di fare, caro amico cubano. Quando mi prendo un impegno me lo porto avanti e mi sono preso gli impegni con te e con tanti altri, non solo a livello musicale ma anche a livello di vita, perché la radio mi ha dato la possibilità di allargare le mie amicizie oltre quello che il mio lavoro mi permetteva. E di questo devo ringraziare chi mi ha sopportato per tutti questi anni. Saluto un particolare a tutti i musicisti in ascolto, quelli che erano abituati a stabilire un contatto. Ciao, in Positiva che mi hanno mandato un messaggio in mezzo alla nebbia, venivano dal Friuli. Li saluto per l'ultima volta. Franco, ciao, mi dispiace, mi sono collegato da poco e ho preso con non troppo stupore la decisione che hai preso. Mi dispiace davvero tanto, obiettivamente lasci un vuoto incolmabile. Forse Carraro aveva ragione quando una decina di anni fa nelle varie assemblee aveva messo in guardia su queste questioni e sentiva già qualche attrito che avrebbe messo a repentaglio la sopravvivenza stessa della radio. L'estenuante desertificazione dei palinsesti, la punta dell'iceberg di tutto il complesso. I cambiamenti fisiologici della vita possono essere inediti. Si chiude una porta, si apre un portone. La battaglia continua sotto altre forme. Avanti sempre con stima Paolo. Paolo, ti ringrazio. Mi sarebbe piaciuto conoscerti, Paolo, perché tu non so quanti anni hai, ma mi hanno mandato sempre messaggi con mezzo chilo di sale in zucca, veramente. Comunque via Roma 47, se vuoi suona il campanello, io sono sempre là a disposizione tua. Cosa dirà la mia lei che ti ascolta in streaming? Questo l'ho letto. Ciao Caglietto che mi ha l'amaro in bocca, ti ho sempre mi lascia l'amaro in bocca, ti ho sempre considerato una bella persona, ti considero un amico speciale, grazie di tutto Caglietto. Beh, a zero tutto perché siamo già oltre i 300 messaggi. Prendiamo le telefonate del 700 700 700 838. Io penso che la Lilli, caro Francesco, abbia un termometro diverso dal mio e dal tuo. Pronto? Franco, Alessio, ciao. Ciao Ale. Hola, finalmente te ne vai. Grazie, sei un amico. Ma dai, dopo tutte queste leccate, no? A parte quella di Francesco che è un grandissimo, ha completamente ragione. Mi dispiace tanto, ma avremo modo di stare insieme lo stesso. Gli amici esistono a prescindere. Sicuramente. Assolutamente. Attento all'Arcangelo Michele che ti colpirà con la spada della follia, i folletti dei Bosco e l'ospedale, come diceva Francesco, così. Parlavi di Largo ai giovani, c'era solo un'altra trasmissione che ascoltavo oltre la tua altra e qualche volta accendendo la radio logicamente si sente, ma è dura. C'era un'altra trasmissione lo sabato mattina dei ragazzi che parlavano, bravi, anche simpatici,
bella musica, mi sembra Culture Shock, una roba così. Non bravi sti ragazzi qui, facciano della bella musica, simpatici. Almeno un paio di settimane che sento uno che parla di vaccini, di malattie, anche lui, cioè... È una scelta legittima della radio. Vabbè, ma sì, no, ma assolutamente, ma nessuno lo mette in discussione, era una loro scelta. Però bisogna anche dar spazio anche agli altri che non la pensano così, invece anche quando provi a intervenire in qualsiasi maniera o sento anche gli altri, o sei con loro o sei un coglione, no? Cioè, come diceva Francesco, mangiarsi un pezzo di formaggio diventa un peccato mortale, un'offesa, non lo so, mi dispiace, ho sentito anche da Lilli, ma cosa vuoi, tu vai avanti per la tua strada, io volevo solo salutarti, ti ho ascoltato, sapevo di questo, però fa sempre male. Da cosa l'avevi intuito? Beh, cioè, cosa cazzo c'entri tu lì alla fine? Grazie, sei un amico davvero. Tutto qui, non c'entri niente con loro, hai capito? Lascia che vadano per la loro strada, facciamo una radio web, non lo so, ma comunque ci sarà modo di magari una volta al mese andremo a mangiare una pizza, che ne so, gli amici non possiamo non sentirci più o non vederci più, quindi a presto, un abbraccio e ti voglio bene, sei stato importante per me. Ciao. Ciao Ale, ciao Alessio di Vicenza, pronto? Pronto? Sì. No, Nick, ti voglio bene. Ciao Nick. Adesso sei un mio amico. Ci siamo scazzati per tante notti. Adesso sì, sai che io sono una persona difficile, è difficile anche comunicare con me. Lo riconosci finalmente. L'ultima notte che resto qua dici che è difficile comunicare con te, perché? Ti voglio bene. L'hai fatto per te stesso. Hai contemplato il tuo percorso e tutto, perché va bene, ti siamo scherzati, tutte quelle cose lì, ma siccome io vivo un'altra dimensione, no? Ecco il succo del discorso, dove tu vivi in un'altra dimensione, per quello non ci capivamo. Sono stato io da distanza, via etere, per portare qua, e sono stato io che sono stato provocatore prima, perché io sento una persona quando parla, come è fatto dentro. Ti chiedo scusa, tu non devi intervenire, lasciami parlare. Ho capito subito. Appena è morto Franco Carraro, 15 giorni, hanno fatto di tutti i colori. Ti sembra poco? No, Nick, adesso non sputare sul piatto dove mangi spesso e volentieri. Tu hai usato la radio per i tuoi discorsi, per le tue teorie. Non è giusto che tu stasera venga qui a dire la radio così, la radio colà. Teoria, te non sai anche la parola da dove arriva, dai. Non parlare così con me, ti ho detto tante volte e perciò ti ho provocato migliaia di volte finché dovevi capire qualcosa, no? E non sono riuscito. Tu dici che la mia decisione è maturata in seguito alle tue provocazioni? Teoria vuol dire osservazione. Non sanno niente qua in questa radio, cosa dico io, cosa parlo, capito? La parola teoria, teologia, dopo osservazione logica e tutte quelle cose lì, non mi avete lasciato mai parlare 3 parole in questa radio. Non dire così, Nick, non dire così, che ti hanno lasciato parlare tutti, me compreso. No. Io ho avuto il solo torto e ho il torto di non capire cosa dici, tutto là. Allora mi ascolti per favore una volta nella tua vita, 1, 2, 3 parole che posso trasferire, sai? Sono stato io che ho voluto così e diventerà come voglio me. Un altro che comanda qua, Maria Vergine. Io sono un sciamano, sai? Sei uno sciamano? Sì, e scommettiamo quando ne vuoi. No? Non mi interessa niente. È una possibilità per tutti gli esseri umani in questa terra, compreso nessuno e tutti insieme. Capito cosa ho detto? Ascolta bene quel che dico adesso. Non è stato escluso nessuno in questa vita. Se è stata una possibilità di Franco Carraro di esprimere,
cosa vuol dire? Esprimere, è una balla, una caccata, una roba, no? Ti sembra poco? Proprio a me capita. No, ho detto esprimere. Franco, proprio a me capita. Ciao voce femminile qua. Sono le io. femmine devono stare un po' distanti in questi discorsi. Devono stare un po' a parte. Perché le femmine sono state in questa radio e non hanno fatto niente. Franco, sei un lazzarone fino all'ultimo. Delinquente. Ma lascia a parte quelle cose lì. Franco vuol dire sincerità, è un nome che non c'entra niente con il territorio che noi viviamo qua. Le puoi mettere, quando nasce una creatura lo fanno nominare, non nasce lui, lo fanno partorire, capito, gli altri, e fanno con lui quel che vogliono. Ma scusa Nick, non volevi portarmi a Durazzo? Scusa, qua tu stai deviando qualcosa di serio. No, una promessa è una promessa. Loris, parliamo dopo per Freud, Jung, puttane. No, io vorrei venire hai letto troppo semplicemente a Durazzo come mi avevi promesso. Hai letto inconscio collettivo e tante puttanerie qua che li portate in radio. No, ne parli tu, io no. No, assolutamente no. No, io ti chiedo quando radio, interpreto anche Franco, quando mi porti a Durazzo. Ma lascia a parte, non farmi deviare. Sei pentito? No? Te hai finito il tuo percorso, morirai come te meriti. Che morirò, ma chi se ne frega, tu le voglio scelte dire. che hai fatto che sono tu tue, li tieni per te. Ma anche tu muori, sai. No, io non sono tu. Tu sei eterno. Io sono qualcosa di che lo sai già bene chi sono. Se io non rinasco vuol dire che sono nella perfezione. Te prenderai le dire tue cose. Dire che io sono nella perfezione. Te li prendi per te le tue cose perché tu hai denunciato le tue disformazione e tutto li hai già dentro, non serve che te li dice qualcuno, te li dico io sono contentissima, guarda. Tu sei una cosa deformata, dai. Lo sanno già tutti, Te puoi andare dappertutto, puoi parlare filosofia di... Ma io non parlo di filosofia. Dai, vieni, anche da noi sei arrivato una volta, ti ho conosciuta. No, mai proprio. Sì. E io conosco miliardi di persone, non in una vita sola. Dove vuoi parlare? Ti conosco. Te non hai coraggio di essere te stessa. No, guarda, io ti invito anche a bere il caffè vita, se vuoi. perché hai dichiarato in questa radio, te non uscirai fuori mai dalla merda. Ma io sono contenta di stare nella merda, così posso Sì, sei già risalire. nella merda e lo sai già bene. Non esiste un medico di curarti. Te lo dico io, te la do anche la mia sigla. Fortuna? No, lo sai già, lo sai dov'è la strada e non lo vuoi prenderla, no? Scommettiamo? Franco, volevo dire una cosa, se vuoi te la dico. No, Franco è la... Se no te la dico dopo. Vai, Loris. Allora, una cosa mi è venuta in mente, non è collegata, è collegata. Oggi è la giornata mondiale contro la violenza, sulla violenza contro le donne, no? Contro la violenza sulle donne. Il femminicidio. No, la legge non è ancora stata varata. Allora, io speravo che in questa radio qualcuno ne facesse accenno. Ecco, vedi una cosa che manca, che tu citavi prima, no? E proprio manca una trasmissione delle donne, c'è sempre stata. Una delle proposte che avevo fatto ad Lilli e a Giorgio, ho detto questo, c'è un gruppo di donne che... Non è mai può darsi che non ci siano donne che... No, un gruppo c'è, mi hanno detto, finché c'è sto casino non ci facciamo vive. C'è una trasmissione di donne che parla di saponi, per carità importante quanto vuoi, però come mai queste donne non pensano di parlare della loro condizione femminile, di interagire con altre donne, anche semplicemente di ricordare una cosa? Non ci sarebbe scappata
una data del genere perché è la prima volta che avviene. Quindi vuol dire che il fenomeno è enorme, è grave, è drammatico. Non ho mai sentita, perfino la televisione ha citato questa giornata. Ci siamo, finalmente ci siamo, no? In questa radio, che è sempre stata popolare, in cui le donne hanno sempre detto la loro, nessuna donna se n'è ricordata. Sarà il segno dei tempi, Loris? Segno dei tempi? Non lo so, una certa disattenzione nasce da un certo benessere, dal fatto che le donne hanno preso... Non è vero perché guarda che le donne nella vita reale vengono uccise. Siamo già, e non è ancora finito l'anno, a più di 100. 102. 103 con una vista ieri sera in televisione. Sì. Allora io dico, una volta una data del genere non sarebbe stata scappata, anche perché non sarebbe scappata anche perché è il primo anno che fanno una giornata del genere. Io credo che ricordare sorelle che sono morte, l'anno scorso erano 164, ogni anno va aumentando questo numero, in una radio popolare, una radio che ha sempre portato avanti la voce delle donne, con grande una trasmissione c'è sempre stata, e quindi perlomeno che qualche donna se ne fosse ricordata, perché vedi, finché capita alle altre va tutto bene. Loris, non penso che sia una decisione presa sulla base di chissà quale progetto. Io non parlo soltanto di donne della radio, parlo anche di donne che ascoltano, e questo ti dà proprio il termometro della situazione. Il termometro dell'ascolto radio? Esattamente. Sono d'accordo con te. L'ascolto non è fatto solo di persone che telefonano, è fatto anche di gente che fa la radio, che propone certo. di ascolto, no? E quindi... però Franco di Treviso prima ha detto, tu ti sei fatto un ascolto, se non telefonano donne per questi tipi di problemi vuol dire che non ci siamo fatti l'ascolto. Io non parlo di questo, Franco, io parlo proprio un posto dove si possa parlare di questo, capisci? Che parta da qualcuno, che parta e che venga proposto. Io non ho sentito, mi scuso se è stato detto a Radio Gamma di questa giornata, se qualcuno l'ha detto, io mi scuso. Comunque io non l'ho sentito. È una settimana che in altre radio lo dicono, e non sono radio popolari. La televisione lo dice perché è importante. È una cultura che va cambiata anche da parte degli uomini. Soprattutto. Non sono le donne soltanto, ma sono le donne che devono proporre agli uomini un altro tipo di pensiero su di loro. Io non credevo di arrivare al 2012 e che in una radio come questa una svista del genere avvenisse. Quindi, se tanto mi dà tanto, sembra fuori luogo quello che dico, ma non è fuori luogo, perché è strettamente collegato. Per cui, ma non è soltanto questo, sono tante altre cose, perché vedi, io mi chiedevo, e lo dico spassionatamente perché mi sono esposta tante volte, io ormai telefono qualche volta, non è importante. Però chiedevo a me stessa, se Franco va via, e io ti ho sempre detto che c'è un modo molto, come dire, che buca lettere si dice, no? Un modo anche vecchio, non vecchio. Ho capito, sì. Un modo come si faceva, no? Ecco. Te l'ho detto anche 2 settimane fa, 3. Dove si telefona? Io parlo per me stessa.
perché è vero. Religione, medicina, malattie, lo ammetto. Cioè non c'è una trasmissione dove tu puoi spaziare, dire, oppure c'è un argomento e quindi ti obbliga un po' a pensare, a riflettere e quindi a portare qualcosa, ad apportare qualcosa. Io spesso mi chiedo perché dovrei intervenire, ma lo dico a me stesso, non è mica che lo sto dicendo a qualcuno, chi se ne frega, voglio dire. La radio va avanti con me, senza di me, va avanti senza di te, va avanti comunque. Sì, sono convinto che passerà una quindicina di giorni dopo tutto quanto rientra. Diceva Ladino diceva la radio la faccio per me, se dopo si diverte anche qualcun altro bene, faccio compagnia, ma può andare benissimo un altro a aprire i microfoni, perché la gente, molta gente, non tutta, molta gente va benissimo, adesso piangono, capisci, perché non ci sei più, ma se va un altro presto, basta che gli apri i microfoni e che loro possano, come avessero una radio sull'orecchio, no? Amano sentirsi, no? Loris, qualcuno potrebbe obiettare che anche tu telefoni in trasmissioni in cui si ride e si scherza. Io telefono molto poco ultimamente, telefono a te, telefono a Pierfrancesco e poi non mi senti mai, di giorno, di notte, assolutamente. Quindi se c'è proprio un argomento che mi interessa posso intervenire, ma siccome non mi ritrovo, quindi non... Io quando dico che la radio è degli ascoltatori, se gli ascoltatori, non perché Franco Volpato abbandona la radio, non è lì il problema, non voglio assolutamente fare la figura del crocefisso in croce, del Cristo in croce. La radio, io sentivo una registrazione di Franco Carraro in settimana, perché grazie all'Antonia mi ha mandato delle cassette. Chi avesse del materiale registrato nel 1977, altri interventi di altro spessore, saremmo cambiati noi. Io mi ci metto in mezzo perché sono qui da 26 anni. Io ti dico una cosa, io non ho mai guardato al passato della radio come in questo momento. Purtroppo mi riconosco, anni fa dicevo, ma io non guardo indietro, non guardo la radio del passato, non guardo il passato della radio, la radio va così com'è, deve andare così com'è. Adesso purtroppo comincio a guardare indietro e questo mi sembra strano per una come me, perché io guardo il presente, guardo avanti e vuol dire che qualcosa c'è che non va. Indubbiamente c'è qualcosa che non va, perché se io arrivo la radio è molto poco comunicativa, perché anche in trasmissioni, te l'ho detto 3 settimane fa, non si pensa alla gente che ha qualcosa da dire, perché si aprono i microfoni molto tardi, si lascia poco spazio alle telefonate. Mi è stato risposto cosa c'entrano gli ascoltatori quando ho proposto che nella cosiddetta rappresentanza degli speaker e dei collaboratori ci fosse anche una rappresentanza. Certo l'ho scelta io, la persona o le persone che dovevano venire. Chi doveva scegliere per me la controparte? No, propone, certo, propone. Comunque guarda, se tu noti proprio quanto più tempo c'era una volta da parte degli speaker lasciata agli ascoltatori. Loris, scusa, me la levi con il cavatappi sta roba. Una cosa che mi sta sconvolgendo, la inquadro sta parola, e non è una critica, è una constatazione. Quando uno viene qua e non sa far altro che aprire la pagina Facebook, la sua pagina Facebook, cosa comunichi? Cosa ti sei documentato? È la stessa cosa anche che aprire un libro, leggere fino
a mezz'ora dal termine e poi a mezz'ora, 20 minuti dal termine aprire i telefoni. Cioè io la trovo una violenza, capito? Perché non... Stramaledetti sti schermi che ho qua davanti, te hai ragione, sono del vecchio stampo. 20 minuti agli ascoltatori, quando questa radio ha una storia popolare, non dico mica che chi arriva deve aprire i microfoni, però insomma dopo fatto un'introduzione lasciare spazio Che se sente che se no avverse a pagina Facebook non sai neanche cosa dire, se là il discorso. Vabbè. Quando che si apre una trasmissione salutando a cuore del Tocan, vuol dire che non te capi niente da dire, te si finio completamente. No. Oppure vuoi fare un altro tipo di radio? Ma ora diseo! Ok, ma l'abbiamo capito, voglio dire, l'abbiamo capito, non c'è neanche più bisogno di dirlo, l'abbiamo capito, punto. E ti saluto. Ciao Loris. 700 in linea, pronto? Franco, ciao, scusami. Dimmi Adriana. Niente, sono d'accordo su quello che hai detto a Loris, è vero. Richelieu mi dice: Franco, potresti ricordare alla Loris che ci sono una cinquantina di persone che da mesi ci mettono la faccia e il culo per salvare la radio e far tornare le origini. Grazie Richelieu. Sì, comunque a prescindere mi dico che l'arroganza non porta mai da nessuna parte. E ormai i mesi se passai, anche mi sono stata tacciata, ma non mi interessa perché mi sono stata mi è stato detto anche infame, ma non me ne frega niente perché voglio crogiolarmi nel mio fuoco. Ognuno risponde delle proprie azioni, mi rispondo dei miei, te rispondi delle tue. Ecco, non abbiamo mai credo fatto violenza, ti dico la verità, in questi mesi ho ascoltato parecchio anche la radio. Intervengo anche sempre meno. Stanotte non so, forse mi sentivo perché te avevi detto giovedì che appunto ho detto voglio ascoltare e colgo anche l'occasione per dire agli ascoltatori e ho sentito quanti ascoltatori silenziosi che si intervenì stanotte. Mi non voglio dire che il tuo è un pubblico di una cultura superiore agli altri, non ha importanza, ognuno ascolta quello che vuole. Mi non sono abituato a dar pagè e a dare voti. Bravo, ad ogni modo, anche a me tante volte all'inizio intervenivo, ma non ha più senso perché ormai le trasmissioni, ma che sta ben tutto in questa radio, ma che staria bene anche qualcos'altro però, perché in certe trasmissioni parla per 2 ore, dopo i versi mezz'ora al telefono, 3 iniziative, tutta un'iniziativa adesso, tutta un'iniziativa. E guai se non che fosse però Adriana. D'accordo. Io una proposta l'avevo fatta anche sotto questo aspetto, gliel'ho detto al Presidente a luglio. Però ascolta Franco. Diventa una spada da damo ogni ora, pum 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 pum. Ecco, allora, mi ti dico una roba solo. Anche se per esempio i dissidenti, che siamo abbastanza democratici comunque, non abbiamo fatto violenza a nessuno, se dobbiamo ritirare in buon ordine, ascoltiamo la radio, interveniamo in qualche tua trasmissione, adesso ormai non interveniamo neanche più, comunque se non altro che sarà un seguito. Secondo me fa mai, perché se vi ritire... Ma Franco, ma dove ho avuto che intervenimo? Che mi stasera comandava 2 messaggi per fare 2 battute da ridere? Non mi segnava sta lettera, addirittura su un messaggio che avevo scritto che l'11° comandamento è non rubare perché lo Stato non vuole concorrenza. Dare un messaggio da Nolese? Su una trasmissione di divagazioni. Ognuno si assume le sue responsabilità, ogni conduttore si parla di fare quello che vuole. Ascolta, quello che volevo importante dirti, 2 cose. Allora, questa trasmissione può essere riascoltata per chi lo desidera su Radio Gamma 5 Libera. Perché che sei nata Radio Gamma 5? Che sei Radio Gamma 5 Libera, che è un sito. E io so. Ah, madonna, questi siti. No, io sa, non state preoccupare che io sa. E un'altra roba che volevo dirti, che sta espressa anche in altri modi, anche a me, ti dico la verità, qualche volta mi facevo delle domande su di te e dicevo, ma la Nutella cosa che fa qua cacca? No. Sconsetemi sta battuta qua. Però... Ad ogni modo, Franco, ti dico una roba solo.
Allora gli ascoltatori che ti stima... Che dà l'impressione di avermi plagiato, mi ho chiesto i miei tempi, il 24 se dovevo trovarsi con una delegazione davanti al CDA, la Lilli era disponibile, Giorgio era disponibile, non so chi ha dato il veto o ha fatto lo spezzatino, questi sì, questi no, questi forse. Ecco, esatto, dopo noi altri parliamo tanto della democrazia, del governo dittatoriale, mi pare che su sta radio che sono gli invitati adesso alle assemblee, che sono gli invitati, ma con che metro sì? Non so Adriana. Ma ascolta, le ultime assemblee le ultime assemblee te parli? Non è che ha fatto andare dentro, anche adesso questa no, è aperta agli speaker. No, goccia librone non... Ai pochi intimi bisogna telefonare al vicepresidente per sapere se posso venire, ma con che spirito mi posso dire che posso andare a qualche pizzata, a qualche conferenza che mi può dare interessare quando chi te guarda in cagnesco. Mi non go mica rogna indosso, sa. Non go a rogna indosso, perché se dire quello che si pensa in modo democratico, qualche volta anche con un po', perché guarda, la calma è la virtù dei forti, ma delle volte un bel vaffanculo ti dà anche soddisfazione. E alle volte si dice più la lingua che la spada, perché si sta fatta tanta violenza su sta radio qua, agli ascoltatori e anche chi che interveniva sui carbonari, perché ormai siamo stati tacciati così, ma comunque guarda, sta roba qua secondo me è cascata a fagiolo e te lo ripeto, tu hai fatto molto bene perché sei coerente, anche a me mi meravigliavo, ma ognuno ha bisogno del suo tempo. Adesso mi ritiro in Bologna. Adesso non voglio diventare un santo, quando che prima non ero un pavido. No, ma mi te ho sempre stimato. Go lavorare per il bene della radio finché ho suo. Ho visto che ho perso la battaglia, dico signori miei, buonanotte. Che senso ha? È come quando uno che lavora, mica lavora 20 anni in un'azienda, sono sempre andata ogni mattina con uno spirito innovativo. Gli ultimi mesi non avevo più... non mi sentivo più in sintonia in questa azienda dove che lavoravo e sono aguito do le dimissioni, ma come un cazzo che ho detto, 6 mesi che dice che quello che vi dico va bene, continuo a fare come e mi sono andata via, sono andata su un'altra bella azienda, quindi per la tua salute ma non c'entra niente a salute. Ho capito che non c'entra. La radio, sotto l'aspetto della salute, la radio mi dà molta più salute che diese pastiglie ma volevo dirti e chimica. Che in questa situazione a radio te fa mai. Sì. Perché non che sia uno spirito, mica ho visto che a me una volta che sogna te guarda, come te che avessi a rogna, come abbiamo fatto il volantinaggio, tutto in regola, a me mi ha detto, ma te che tu guarda, specchio. Quanta rogna che ti hai indosso, ma chi sei tu per dirmi questo? E io non ho reagito, però adesso lo dico, e quello che ha detto Francesco lo appoggio in toto, anche se mi sono stata lontana dalla radio, comunque era se svegliamo Mario e che ha sentito, lui ti saluta. Fermiamoci qua Adriana. Ecco, se fermiamo qua e che sarà modo per incontrarsi, comunque ascoltatori se volete andate sul sito di Gamma 5 Libera e ascoltate la registrazione. Con questo ti saluto e arrivederci. Ciao, buonanotte Adriana.